conoscenza dei fiumi e dell'importanza che essi hanno per la tutela del territorio è oggetto dell'attività didattica che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive promuove ogni anno nelle scuole primarie e secondarie, con il supporto qualificato del Centro Internazionale Civiltà dell'Acqua. Il valore dell'acqua, il valore dei fiumi, il valore delle risorgive, questi sono i temi che come Centro Civiltà dell'Acqua abbiamo affrontato per la didattica di tante scuole del territorio in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. E dunque il tema è stato proprio quello della riscoperta di tanti fiumi, di tanti corsi d'acqua che magari abbiamo dietro casa, abbiamo dietro le scuole e che ci vengono in mente solo quando ci sono le emergenze, le situazioni in cui di acqua ce n'è troppa o troppa poca. Nel corso dell'anno scolastico 2012-2013 sono state 20 le classi coinvolte di 13 istituti diversi, per un totale di oltre 400 studenti residenti nei comuni di Marcon, Mogliano Veneto, Noale, Salzano, Scorzè e Zero Branco. Gli alunni, dopo aver preso parte ad una lezione in classe tenuta dagli educatori del Centro Civiltà dell'Acqua, hanno potuto partecipare ad una visita guidata in ambienti significativi del territorio. Noi sappiamo che Madre Natura ci ha insegnato che da piccoli si diventa grandi ed ecco questa è la riprova che noi siamo assieme ai ragazzi delle scuole elementari per sensibilizzare, far capire cos'è la funzione dell'acqua. Acqua vuol dire vita, ma acqua vuol dire anche pericolo qualora non è governata come dovrebbe essere governata. Da Presidente ho cominciato già subito a fare la squadra con le amministrazioni comunali, con le province e con i comuni. Basti pensare al piano delle acque. Il piano delle acque vuol dire che bisogna incominciare a razionalizzare l'invasione del cemento nei terreni, mantenere terreni alla produzione il più possibile. Al termine dell'esperienza, i ragazzi con le loro famiglie e gli insegnanti sono stati invitati ad un momento di festa svoltasi sabato 18 maggio presso il parco di Villa Romanini-Jacur a Salzano, presente anche il sindaco Alessandro Quaresimini. Sì, ormai da tempo, da diversi anni, a mio avviso è cambiata la modalità di governance delle amministrazioni comunali. Il primo aspetto è quello che bisogna fare squadra e quindi fare squadra significa unire i vari enti che seguono appunto i vari ambiti del governo del territorio e assieme decidere quali sono le strategie da adottare, i progetti in base alle priorità. Ma non solo comunque tra enti, io penso che indispensabile diventa anche l'apporto dei singoli cittadini. Progetti come questo, finanziati, seguiti dalle amministrazioni comunali, in particolare del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, vanno incontro a questa necessità, e cioè far conoscere il proprio territorio. Durante la festa, nell'ambito della Settimana Nazionale della Bonifica, si è svolta la premiazione dei lavori realizzati dalle classi nell'ambito del concorso Ama il tuo fiume. A ciascuna classe è stato consegnato un premio consistente in un buono in denaro per l'acquisto di materiale didattico.
Al termine dell'incontro, ragazzi e genitori sono stati accompagnati in una visita guidata all'Oasi Licaena di Salzano. Sono le ex cave Villetta, è un'area che grazie alla riqualificazione messa in atto dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha acquisito un ulteriore valore naturalistico. Era un'area già protetta a livello europeo, ma con questo intervento, che è consistito nel riportare l'acqua all'interno delle cave per un progetto di fitodepurazione, ha permesso di incrementare ulteriormente il numero di specie presenti, quindi sia vegetali che animali, e allo stesso tempo depurare l'acqua in modo naturale. Quindi è un esempio virtuoso di come si possa valorizzare un'area naturalistica e allo stesso tempo avere qualcosa che sia fruibile alle persone per vari motivi, per vari scopi, che possa rendere l'acqua più pulita e che possa in caso estremo anche essere utilizzata per la sicurezza idraulica e quindi come area di espansione temporanea delle piene. Un tempo avevamo questo contatto con la terra, con l'acqua, con i fiumi del nostro territorio. Quando l'acqua la si toccava con le mani, la si portava in casa. Oggi si è affievolito questo contatto, per questo è importante, con le attività didattiche, con l'impegno delle istituzioni, riscoprire questo valore fondamentale.